E siamo ancora insieme su Cittadella la radio, era Tananai con Veleno e noi adesso parliamo di quella che la CIA definisce una vera e propria emergenza, l'emergenza cinghiali sulle nostre strade di Taranto e provincia. Ne parliamo proprio per la CIA con Vito Rubino. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno ai radioascoltatori. Qual è la vostra posizione? Insomma, abbiamo raccontato fatti di cronaca. Ecco, ci racconti, perché siete arrabbiati? Siamo molto arrabbiati, ma perché purtroppo si sta solo parlando e non si riesce ancora a far partire il piano di contenimento. Peraltro non più tardi di ieri sera c'è stato l'ennesimo incidente su Palagiano, è distrutta una macchina. Nel pomeriggio di ieri un grossissimo esemplare è sbucato alle 14:30, cioè in pieno giorno, da alcuni, dalla macchia che sta sul litorale, mentre camminavano a piedi alcuni che passeggiavano. Quindi non se ne può più. E noi onestamente non so quante volte abbiamo detto guardate che la situazione è pericolosa, purtroppo non si riesce a capire, l'Italia è vittima della burocrazia e dei burocrati, quindi noi siamo in questa condizione che da una parte è stato predisposto il piano di contenimento, dall'altro non riesce a partire. Ovviamente ci viene anche qualche dubbio, probabilmente questa situazione, l'appesantimento burocratico probabilmente è anche un modo per non scontentare ambientalisti e animalisti. Ci vengono questi dubbi perché non riusciamo a capire come mai ad oggi ancora non parte con... Senta Rubino, le faccio una domanda anche un po' provocatoria. Mi rendo conto che siete su posizioni molto diverse e lontane, ma secondo lei sarebbe possibile sedervi a un tavolo, cioè da una parte appunto voi che rappresentate la CIA, gli agricoltori e in generale il primo settore, e dall'altra gli ambientalisti, per capire come fare a risolvere questo problema magari senza gli abbattimenti e allo stesso tempo dall'altra parte invece preservando giustamente l'incolumità dei cittadini o trovando delle altre soluzioni? La ritiene possibile questa ipotesi? Ma secondo me ci sono le istituzioni, c'è la regione, ci sono gli ATC che devono comunque occuparsi di questi aspetti. Fare un dibattito, lascia il tempo che trova. Noi facciamo soltanto notare agli ambientalisti, e diciamo che i primi ambientalisti sono gli agricoltori, più degli agricoltori, facciamo notare che purtroppo è stato introdotto nel nostro ambiente, un animale onnivoro che non è originario del nostro territorio e che comunque distrugge la microfauna selvatica di questo territorio, tipo le volpi, i tassi istrici, le lepri, i ricci. Quindi questo è. Quindi voglio dire, al di là di tutte quelle che possono essere le considerazioni personali e i punti di vista, di fatto questa è la situazione. Dopodiché si riproduce con una velocità notevole, tant'è vero che oggi lo ritroviamo in posti dove fino a ieri non si vedeva, perché loro sono a caccia di cibo. Ecco perché bisogna cercare di contenere, così come viene definito il piano di contenimento. Però questo piano di contenimento deve partire una volta per tutte. Lei ci ha spiegato i motivi per cui secondo lei non parte. È essenziale a questo punto, e questo è il punto centrale a suo parere, far partire questo piano. Certo, è importantissimo perché non vediamo quale altra soluzione ci possa essere nel momento in cui c'è un proliferare di questi esemplari sul territorio e quindi diventa davvero pericoloso. Nei prossimi giorni avete chiesto delle interlocuzioni istituzionali, fermo domani restando. In regione ci sarà una riunione per cercare con tutti gli attori, proprio si parlerà di Taranto e della situazione dei cinghiali e noi auspichiamo che questo incontro sia propedeutico a far partire tutte quelle che sono le attività di contenimento di questi animali. Al di là ovviamente del pericolo per l'incolumità pubblica, quali sono i danni? Lei un po' li accennava anche prima che questo proliferare di cinghiali sta portando al vostro settore. Praticamente loro vanno alla ricerca di cibo e quindi scavano. Noi abbiamo tutta una serie di foto e di video
scavano laddove ci sono gli alberi di olivo, gli alberi di mandorle, gli alberi di agrumi, vanno alla ricerca di cibo e quindi scavano e scoprono le radici e quindi si crea un danno poi alla pianta che rischia di seccare perché ha tutte le radici scoperte. Loro hanno proprio un'azione tipo un escavatore, riescono con il muso a scavare anche in profondità alla ricerca di qualcosa da mangiare.